A voi la linea. Grazie, buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti dal consueto appuntamento del venerdì. Solita ora, stesso posto, stesso bar, si dice una vecchia canzone, però in questo caso non è lo stesso bar perché sono in trasferta. Chi parla vostro sparacazzate preferito, questa volta non in diretta da via Calabrerio 41 dove c'è il quartier generale di Radio Libertà. Quindi salutiamo tutti i giornalisti, tutta la squadra, la redazione che cresce sempre di più e migliore. Salutiamo anche Semmivarin che ha iniziato a fare la rassegna stampa da quasi una settimana. Gli facciamo i complimenti perché è un lavoraccio. Auguri Semmi e complimenti perché in effetti è molto molto bella, molto carina nonostante tutto quello che accade. Allora, si dice dalla regia, oltre che ricordare il numero della diretta per chiunque volesse intervenire, 0292947222, ripeto 0292947222. Il numero di WhatsApp poi, se non disturbo troppo Lorenzo per i più timidosi, ve lo può dare lui perché io me lo dimentico sempre, lo ammetto. Perfetto, quindi ci penserà lui. E presento gli altri miei co-conduttori perché il venerdì i professionisti imprenditori uniti, lo Spazio PU, collabora ormai da secoli, da decenni con il SINAP, con il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Quindi dall'altra parte dell'etere, in particolare da quel di Brescia, dovrebbe esserci in diretta con me Antonio Fellone. No, Antonio ancora non Perfetto. c'è. Aspetta. Ah, perfetto, no. No, mi ha scritto lui. Ecco, entrato adesso, lo aggiungo subito. Perfetto. Lorenzo, ti scrocco un po' di buona volontà se puoi ricordare il numero del canale WhatsApp di Radio Libertà in diretta, che a me purtroppo non mi sovviene attualmente. Allora, il numero WhatsApp è 340 670 9659. Grazie mille, che regia, complimenti alla nostra regia, complimenti al nostro Lorenzo. Allora invece un uccellino mi dice che da Roma e non da Tel Aviv oggi dovremmo essere in diretta su Skype con Mirko Manna, segretario generale aggiunto del SINAP. Buonasera Mirko. Buonasera Federico, buonasera agli ascoltatori. Ottimo, perfetto. Antonio a breve dovrebbe raggiungerci. Nel frattempo volevo ricordare due cose, veloci, visto Antonio c'è due comunque, cose che... Perfetto. Ci sono, buonasera buonasera a tutti, ciao Fede, grazie alla regia, ciao Mirko collegato da Abu Dhabi, un saluto a tutti. Ok, perfetto, meno male che abbiamo il nostro corrispondente esteri Mirko Manna che ci tiene sempre aggiornato su quello che avviene nel resto del mondo. A breve giustamente gli daremo voce. Allora, ha appena parlato Antonio Fellone che oltre ad essere segretario generale aggiunto del SINAP è assolutamente coordinatore del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. E quindi ricordiamo due eventi che oggi vedono la Polizia Penitenziaria protagonista a Palermo, dove nell'aula bunker di Palermo c'è la ringa della avvocatessa dell'onorevole, se non sbaglio invece senatrice, non onorevole, Giulia Bongiorno, per il processo sul sequestro di persona che vede protagonista il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'epoca ministro dell'interno, nemmeno a farla apposta, visto che ci celebra nell'aula bunker, è ospite della polizia penitenziaria. Quindi ne approfittiamo anche per salutare la polizia penitenziaria di Palermo e dare la nostra massima solidarietà a Matteo Salvini, perché è un processo che in qualsiasi paese dove esiste lo Stato di diritto non si sarebbe mai e poi mai celebrato. Ci auguriamo che insomma i soldi dei contribuenti vengano spesi al meglio per processi davvero più importanti, e penso che in Sicilia qualche processino, qualche processuccio un po' più importante di questo ci sia, però questa è una nota di redazione. E poi soprattutto salutiamo anche il reparto di polizia penitenziaria che è in missione in Albania per il neoaperto centro di identificazione insomma dei migranti. È un ruolo decisamente come si può dire importante e molto sensibile, molto all'occhio del ciclone dei media, dell'opinione pubblica, e quindi le donne e gli uomini della polizia penitenziaria che sono là sono nel vero e proprio occhio del ciclone. Quindi auguriamo ovviamente che vada tutto bene, insomma, e facciamo l'augurio per l'inizio di questo compito importante, visto che c'è anche tutta Europa che ci sta guardando. Per chiunque abbia seguito la rassegna stampa
di questa mattina qua su Radio Libertà aprivano quasi tutti i giornali con questa notizia, e per chiunque accenda un telegiornale vede benissimo le donne e gli uomini della polizia penitenziaria in Albania, l'apertura di questo centro che si spera cambierà i paradigmi dell'immigrazione illegale in Italia e in Europa. Quindi nemmeno a farla apposta, passa tutto dalle mani anche qua della polizia penitenziaria, e non possiamo non fare gli auguri a questo reparto mandato in missione dall'altra parte dell'Adriatico. Ecco, allora, detto queste due cose, do subito la parola ad Antonio Fellone e poi a Mirko Manna, così parliamo un po' tutti e diciamo le nostre impressioni a riguardo. Vai Antonio. Eccoci, allora io volevo aprire oggi intanto dando piena vicinanza e solidarietà al ministro Salvini, nonché segretario federale della Lega, perché come diciamo sempre difendere i confini non è reato, no? Quindi, anzi, ti dico la verità, ho ricevuto tante chiamate di colleghi nostri che sono giù a Palermo in servizio ovviamente, e tanti sono andati lì a portare sostegno e solidarietà al ministro, quindi bene così. Detto questo, voglio anche portare vicinanza al senatore Cantalamessa, che è stato vittima di brutali minacce, insulti e altro, colpevole di essere campano, ma della Lega. Quindi piena solidarietà a Gianluca Cantalamessa, vai avanti così, vuol dire che stai facendo un gran lavoro. Detto ciò, iniziamo a parlare di polizia penitenziaria. Volevo fare intanto i complimenti al reparto di Brescia, ai ragazzi di Brescia che l'altro giorno hanno sventato un'evasione in ospedale, un detenuto magrebino non nuovo a questi tipi di atteggiamento. La sera prima ha ingerito del detersivo per farsi portare in ospedale, è stato portato al pronto soccorso a Brescia. Successivamente, il giorno successivo è stato dimesso e nell'uscire dal nosocomio per raggiungere il furgone ha aggredito fisicamente i colleghi, addirittura anche a morsi, e ha cercato di scappare. Secondo me c'era un piano di evasione, ma ottimo il lavoro dei colleghi, bravi, che comunque sono riusciti ad immobilizzarlo, portarlo nel furgone e portarlo direttamente in istituto. Bravi, faccio i miei complimenti ai ragazzi del reparto di Brescia, che ovviamente non per senso di appartenenza perché è casa mia, ma sono il top come sempre. Detto questo, volevo iniziare a parlare del contratto. Chi meglio di Mirko Manna può darci aggiornamenti in merito, magari com'è la situazione e il prossimo incontro. Mirko. Allora, intanto abbiamo il prossimo incontro è stabilito per il 23, dove dovremo in questo tavolo tecnico auspichiamo che il governo porti le osservazioni che abbiamo fatto come organizzazione sindacale SINAP. Quello che abbiamo chiesto sostanzialmente è il passaggio dalle parti, dall'accessorio al trattamento fisso. Nella misura che siamo arrivati, qualora hanno accolto le nostre richieste, a dare un aumento netto, partendo dal ruolo più basso, agente, dai ruoli di agenti della polizia penitenziaria, ma questo anche vale per la polizia di Stato, di 100 euro. Ciò significa che, mettendolo poi sul fisso, tutto questo poi andrà anche ai fini pensionistici. Credo che se il governo ha reperito le risorse, cosa che noi auspichiamo, questo potrebbe consentire veramente per la prima volta un aumento di 100 euro sui gradi più bassi, sulla scala più bassa, quindi logicamente ci sarà un aumento su tutte le qualifiche fino ad arrivare a commissario capo, ma sarebbe la grande novità negli ultimi 4 contratti che non siano mai arrivati a queste cifre. Quindi se riusciamo è un aumento importante, perché comunque sia parliamo di suddividere tra fisso ed accessorio, si è arrivati quasi a 153,79 se non sbaglio, quindi arrivare a 100 euro sulla retribuzione dei nostri agenti fa sperare bene per quello che è poi la chiusura del contratto. Noi siamo fiduciosi che gli impegni del governo che fino ad oggi sono portati avanti possano essere il 23
strutturare queste somme per gli appartenenti alle forze di polizia, e vedremo poi il 23 con le schede che ci invieranno. Abbiamo sentito i rappresentanti del governo proprio pochi giorni fa insieme a Roberto Santini e a Raffaele Pellegrino. Abbiamo avuto un incontro fuori sacco, chiamiamolo così, e abbiamo avuto l'opportunità, ci è stato rassicurato che questi fondi ci sono. Era solo da vedere per quanto riguardava la parte accessoria, nelle percentuali che andranno in parte accessoria, perché anche lì logicamente spostare dei fondi dal trattamento fisso all'accessorio fa variare sostanzialmente la somma che poi si va a percepire sul netto. Ottimo, ottimo, ottimo. Vabbè, contrariamente a quello che si dice in giro, è un'ulteriore dimostrazione da parte del governo e un'ulteriore di attenzione verso il corpo di polizia penitenziaria. Scusatemi se oggi parlo un po' così lento, ma ieri sera c'è stato un bellissimo evento, ovviamente per Matteo Salvini a Bologna, e siamo rientrati tardissimo, abbiamo finito per le 3, quindi sono un po' stanco e scarico, però non molliamo mai, come dice il buon Federico. Detto questo, volevo parlare anche di un'altra cosa che comunque interessa tantissimo ai nostri colleghi, un po' meno magari a chi ci ascolta e non fa parte del nostro mondo, però è giusto dare le informazioni dettagliate, e riguarda una mobilità che ci sarà a gennaio. Mirko. Sì, a gennaio avremo questa mini mobilità collegata all'ultimo corso agenti. Praticamente verranno messi in mobilità come al solito il doppio dei posti, visto che ci sarà una mobilità nord-sud e incrementi che andranno sostanzialmente tutti a nord dei nuovi ragazzi, e parliamo di spostare ci saranno almeno 3.000 movimentazioni, il che significa che comunque sia molti dei nostri colleghi riusciranno finalmente a ricongiungersi agli affetti di casa. E questo è importante perché le azioni di governo che hanno portato a queste assunzioni hanno fatto sì che anche per quest'anno, come nel precedente, riusciamo a fare una doppia mobilità. Logicamente questa mobilità verrà presa dal 2023 perché essendoci una graduatoria definitiva e non si può andare ad attingere a quella 2024 proprio perché ancora non è stata fatta nemmeno la provvisoria, ma darà la possibilità a molti dei nostri colleghi finalmente di raggiungere le proprie famiglie. Che è tanto, perché c'è gente che comunque aspetta da tanti anni la possibilità di poter raggiungere i propri cari, e è un'ottima opportunità. Un'apertura la dovremmo fare anche, parlare sull'Albania, Missione Albania. Missione Albania, adesso ne stiamo sentendo ultimamente tantissime, anche da parte di altre organizzazioni sindacali, e quindi sentiamo parlare di disagi, di trattamenti differenziati, di quello che può essere poi dove sono stati allogati i nostri colleghi. Abbiamo avuto la fortuna di sentire alcuni dei nostri. Sì, siamo in fase di aggiornamento, nel senso che la struttura è partita proprio perché vi era un'esigenza particolare per poter ricevere ed attivare subito l'hotspot, ma ho sentito alcuni dei nostri sono motivati, stanno comunque sia portando la nostra professionalità come poliziotti penitenziari su un territorio straniero, e devono dire, mi rappresentano che sono stati accolti benissimo. Quindi oggi, secondo me, parlare di quelle persone è un fiore all'occhiello per la polizia penitenziaria. Sapere che abbiamo i nostri in campo internazionale fa capire quanto il corpo di polizia penitenziaria, che ricordiamo essere un corpo che ha oltre i 200 anni di storia, abbia avuto un'evoluzione in questi anni tra le modalità di sicurezza e le modalità di trattamento che ci hanno portato oggi ad essere uno dei corpi d'élite da parte del governo in materia di sicurezza e detenzione. E questo per dire che voglio fare un apprezzamento ai nostri colleghi e all'impegno che stanno mettendo su un territorio internazionale. Assolutamente sì, ho avuto modo di sentire anche io qualcuno di loro, e per loro è una bella esperienza. Secondo me porterà dei benefici anche a noi qui in Italia.
rispetto ai numeri dei detenuti extracomunitari che andranno poi a riempire le nostre galere. Un qualcosa si vedrà non certamente oggi, ma tra qualche mese, perché comunque quelli che dovevano transitare le nostre patrie galere magari verranno portati lì in Albania e da noi non ci arrivano proprio, quindi questa è un'ottima cosa, secondo me è un punto di inizio, perché comunque potrebbe essere aperta anche a altre nazioni, no? Anche se sappiamo che trattare con altre nazioni il rientro in patria di certi personaggi non è facile, perché uno, non li rivogliono, e due, se proprio se li devono prendere chiedono l'anima, quindi Federico ne sa qualcosa. Sbaglio, Fede, rispetto a quello che è la problematica dei detenuti stranieri, la maggior parte magrebini, che signori miei, gestire questi personaggi negli istituti penitenziari non è affatto facile. Sbaglio, Fede? Ma c'è? No, non c'è Federico. Vabbè, la rivolgo a te, Mirko, che sai bene, la stragrande maggioranza degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari è compiuta da questi signori. È gente che non è avvezza al rispetto delle regole, come diciamo sempre, gente che non gliene frega niente della divisa, delle istituzioni, del paese che li ospita. Allora, io credo che questo problema che ormai noi, Antonio, affrontiamo dalla data del nostro regolamento, che ormai inizia a diventare una data importante, visto che siamo tutti Parla per te, e qua siamo giovani, parla per te. Allora posso parlare per me, tu sei più giovane, quindi va bene, ti do questo lancio, però è un problema che affrontiamo da anni ed oggi, ancora oggi, nei vari passaggi di governo, sì, eccoci, bisogna iniziare, ma questo io spero che riusciremo proprio con l'attuale governo e l'attuale politica, anche dal punto di vista con l'attuale amministrazione penitenziaria, di far comprendere che non si può pensare che il poliziotto penitenziario vada a sopperire a tutte quelle figure che mancano, dagli educatori, ministro di culto e quant'altro, perché siamo deputati a tutt'altro. Noi dobbiamo garantire la sicurezza, facciamo parte del trattamento, ma non si può pensare di formarci per altre professionalità. Quindi devono essere fatti degli investimenti per arrivare ad arruolare persone, figure professionali che possano consentire a questo punto agli stranieri, ma indipendentemente dall'etnia, di poter comprendere in primis le leggi, perché il problema è anche dal punto di vista di comprendere le leggi dello Stato dove sono approdati, comprendere quella che è l'ordinamento penitenziario. Quindi tutte queste figure devono essere assunte in modo tale da poter consentire congiuntamente al lavoro della polizia penitenziaria un adeguato trattamento e una struttura penitenziaria che poi sostanzialmente deve tendere alla rieducazione e al reinserimento del reo. Quindi questa è una cosa importantissima, e un appello che dobbiamo lanciare al governo è proprio questo, perché ad oggi purtroppo chi ne fa le spese è sempre e solo la polizia penitenziaria, che subisce aggressioni giornaliere. Abbiamo una media in 6 mesi di oltre 10.000 aggressioni, fortunatamente non tutte finiscono in ospedale, ma è un dato importante. Quando io vedo scendere in piazza per la sanità, per 300 sanitari aggrediti, mi viene in mente che cosa dovremmo fare noi con 10.000 aggressioni a semestre. Quindi è importante che questo dato, e noi che siamo sempre molto attenti a quello che succede sul territorio, una domanda ce la dobbiamo porre, ma dobbiamo porre anche soluzioni. E la soluzione, intanto, bisogna avere il coraggio di dire che bisogna alzare la pianta organica della polizia penitenziaria, perché ci troviamo in una condizione dove ad oggi, se non scorporiamo i nuclei di traduzione, non scorporiamo le sedi extramoenia, abbiamo sempre un dato falsato per chi lavora all'interno, e è bene ricordare che chi lavora all'interno ha il compito più gravoso,
è a loro che va tutto il nostro grazie, perché è veramente lì dove a contatto con i detenuti è lì che veramente svolgi il lavoro del poliziotto penitenziario, e secondo me all'interno dei reparti è dove noi diamo il meglio di noi. Per questo è importante che il governo capisca che i tagli della legge Madia, la riduzione della pianta organica, oggi bisogna avere il coraggio di dire che non basta. Se vogliamo realmente garantire sicurezza e trattamento, abbiamo bisogno di innalzare la pianta organica almeno a 55.000 unità. Almeno perché in questi anni siamo arrivati come alla missione internazionale dell'Albania. Bene, benissimo, è una cosa bellissima del Corpo di Polizia Penitenziaria. Abbiamo preso il servizio di traduzioni dai carabinieri. Penso che nessuno ci può dire che ci sia stato un decremento delle attività, anzi c'è un aumento, basta guardare i numeri oggi dell'area detentiva. Abbiamo preso l'esecuzione penale esterna, è un'altra importantissima attività che viene svolta dal personale di polizia penitenziaria, che oggi purtroppo sul territorio nazionale sembra aver coperto solo il 3%. Entro il 2028 dovremmo riuscire ad arrivare al 100%, ma la vedo difficile perché controllo il territorio con le esigue forze messe in campo sarà difficilissimo. Sicuramente ci sarà bisogno di una deroga, ma iniziare a ragionare sull'innalzamento della pianta organica secondo me è una cosa importante che noi come organizzazione sindacale sicuramente faremo presente al ministro Nordio e a tutta la squadra di governo. Come sempre diciamo noi, non può esserci trattamento senza sicurezza. In primis va impostata la sicurezza e successivamente con questa puoi fare trattamento, perché come dicevi tu prima è ovvio che noi dobbiamo partecipare al trattamento, però in primis viene sempre e solo la sicurezza. Volevo fare intervenire Federico su questa cosa. Fede, ci sei? Però la regia mi dice che voi non mi sentite, quindi ci proveremo a... Adesso ti sentiamo. Adesso ti sentiamo. Sì, allora sulla cosa di prima, che purtroppo insomma c'era qualche problema di connettività, e riguardo alle espulsioni è un problema prettamente italiano. Altri paesi europei le espulsioni le fanno e come, infatti questi personaggi poi vengono tutti in Italia, chissà perché. Allora, visto che l'Unione Europea, l'Europa esiste per fare commerci con l'estero che sono svantaggiosi per i paesi dell'Unione Europea, però vantaggiosissimi per i paesi fuori, soprattutto per il Nord Africa, allora sia l'Unione Europea, come ha chiesto il Consiglio europeo, che si è tenuto pochi giorni fa in Europa, che devono essere regole comuni anche per l'espulsione di chi non arriva in Europa regolarmente, perché altrimenti quello che accade, si apre un gioco dell'oca: me ne vado in Spagna, me ne vado in Francia, poi vado in Germania, faccio guai e vado in Italia, perché tanto in Italia so benissimo che le espulsioni, tranne verso un paese, che è la Tunisia, bisogna ringraziare le autorità tunisine perché è l'unico paese in cui l'Italia abbastanza facilmente riesce a fare le espulsioni, tutti gli altri paesi non collaborano, insomma, così non può finire. Se questi paesi del terzo mondo, dell'Africa, accedono al mercato europeo, devono anche riprendersi i loro cittadini quando non arrivano regolarmente in Europa, altrimenti la stessa Europa non gli fa più accedere al mercato. Questi sono dare, avere, diritti e doveri, come accade in ogni parte del mondo, anche d'Europa, tranne che in Italia. Quindi che il Consiglio d'Europa abbia fortuna in questo, che l'Europa si svegli, visto che insomma sempre più compiti all'Unione Europea, chissà perché più ne fa e più ne fa male. Quindi a questo punto si giochi la carta del dare e avere. Riguardo le piante organiche, ma io ci farei una firma per raggiungere i numeri della Madia, che prevede 42.000 donne e uomini di polizia penitenziaria. Se non erro, siamo a 34.000 scarsi e ogni anno si scende. C'è stato un blocco del turnover per anni, andavano in pensione 1.000, se ne assumevano 300-400 scarsi. Ora la cosa si sta recuperando, però c'è anche il boom dei pensionamenti dovuto alla famosa curva della riforma, cioè nei primi anni 90 furono assunte un sacco di donne e uomini nella neonata polizia penitenziaria, che andava a riunire due volti sciolti, cioè le vigilatrici penitenziarie, il disciolto corpo degli agenti di custodia, avevano numeri ben inferiori
e quindi insomma il sistema sconta 11-12 anni di mancati investimenti, di totale disinteresse, e purtroppo tutto questo, se mai si vorrà recuperare, non basteranno 2, 3, nemmeno 4, 5 anni. Sono cose che si recuperano in altri 10, a meno che anche con investimenti fortissimi comunque ci sarebbe un problema anche a livello di vestiario, armamento, formazione, che già ora a fatica si riesce a fare. Cioè, la mancanza passata, la gravità della noncuranza dei governi precedenti non eletti da nessuno, manco a farlo apposta, è talmente grave che anche se si volesse recuperare non ci sono proprio i mezzi materiali per cercare il recupero. Questa è la cosa, perché nel frattempo si è tagliato su tutto, la famosa austerità espansiva. Ecco, si vede sul sistema penitenziario, sulla sicurezza all'esterno, sulla sanità, si è depauperata proprio la struttura dello Stato, lo Stato che doveva garantire la sicurezza, la salute, l'istruzione. Ecco, lo Stato entra ad abdicare alle sue funzioni. E ora ci troviamo in un paese dove si fa fatica a fare la normale amministrazione, persino nei luoghi di pena che dovrebbero essere il massimo, insomma, di sicurezza, oppure nella sanità. Insomma, basta che guardate intorno, cari cittadini all'ascolto, e queste cose le vedete. Ecco che cos'è l'austerità, ecco cosa vuol dire avere 12 anni di governi non eletti da nessuno, perché poi vai a rispondere qua, vai a rispondere di là, alla fine per i guai che si creano vai a spendere il doppio di quello che volevi risparmiare. E quindi auguro al governo, insomma, che vuole cercare di mettere una pezza, ci sta anche riuscendo, però non si rimedia in pochi mesi a più di un decennio di disastri. Ragazzi, scusate, devo mandare un minuto in pausa. Sì. Allora andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. A voi la linea. Eccoci, siamo tornati in diretta. Ascoltavo con attenzione Federico, e come si fa a non essere d'accordo, che effettivamente non lo diciamo da un po', no? Il nostro mondo, quindi il mondo carcere, il mondo della polizia penitenziaria, per decenni è stato letteralmente abbandonato, anzi ci hanno messo in ginocchio, perché comunque non sono state garantite assunzioni, di conseguenza non è stato garantito un giusto turnover. Negli ultimi 2 anni questo governo ha fatto l'impossibile. Voglio sempre ricordare che sono state assunte circa 7.500 unità, 3.000 sono in fase concorsuale, quindi arriviamo alla cifra tonda di circa 10.000. Considerato che fino a qualche annetto fa i concorsi erano 300 più 100, 200 più 150 e altre, quindi siamo arrivati veramente alla frutta. Però c'è da considerare, come diceva Federico, che nel giro di un anno, credo, vanno in pensione tantissime persone, e quindi tocca assumere ancora di più con assunzioni straordinarie, perché effettivamente altrimenti le carceri del sud si svuotano. Sbaglio, Mirko? No, assolutamente. Per questo parlavo di innalzamento della pianta organica. Il passaggio che ha fatto Federico, giustamente dice, sarei contento già se arriviamo a colmare i 42.000. Siamo a 30, quasi a 38.000 oggi, quindi c'è una tendenza sicuramente, grazie all'attività dell'attuale squadra di governo, nell'assunzione, perché si sono resi conto quello che è realmente il problema della polizia penitenziaria. Abbiamo un turnover che fino a 2 anni fa, fino a 2 anni e mezzo fa, le assunzioni non colmavano nemmeno il turnover.
Oggi fortunatamente il turnover viene compensato con delle assunzioni e tra l'altro riusciamo anche a sopperire a questo turnover chiudendo sempre a più 100, più 200, più 500 in tutta questa fase di assunzioni. Il problema ce lo dobbiamo porre perché sappiamo che andiamo incontro alla perdita di almeno 16.000 unità di polizia penitenziaria. Proprio perché 82, 83, 84, dove ci sono stati questi maxi concorsi, oggi sostanzialmente li andremo a perdere nei prossimi 2 anni. Quindi l'impegno del governo deve essere comunque sia misurato anche a questa previsione. Vanno previsti le nuove specificità della polizia penitenziaria, come dicevamo prima, l'esecuzione penale esterna che è in capo comunque al Dipartimento di Giustizia Minorile. Vi è una necessità di rivedere anche quel dipartimento, perché è comunque un dipartimento che dipende sempre dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tanto che non hanno ancora assunzioni proprie. Ad oggi anche le strutture vanno riviste, va rivisto anche il sistema detentivo di quelle strutture. Abbiamo l'esempio del Beccaria, ma possiamo parlare dell'IPM di Roma, di tante altre situazioni dove oggi la squadra di governo sta mettendo mano con tutte le difficoltà del caso, perché non è una cosa semplice. Federico diceva bene prima, tanti anni pregressi dove non si è pensato realmente a risolvere il problema. Oggi si sta tentando, noi come organizzazione sindacale ci mettiamo la faccia su queste cose, siamo sempre attenti, partecipiamo alle riunioni, diamo i nostri input all'amministrazione, come lo abbiamo fatto con il governo, come stiamo facendo con il governo nella fase contrattuale. Quindi ci auspichiamo semplicemente che si possa arrivare quantomeno a colmare la pianta organica, arrivare a queste benedette 42.000, ma ci sia un impegno ad innalzare quella che è la pianta organica. Potremmo parlare di edilizia penitenziaria, anche lì è una questione che prima o poi il governo dovrà affrontare. L'edilizia penitenziaria sappiamo tutti, parliamo di strutture ormai obsolete, non adeguate a quelli che sono gli standard europei, e quindi da lì la mancanza di investimenti su queste strutture deve far ragionare che probabilmente è inutile spendere soldi su strutture obsolete, parliamo di nuove costruzioni, perché il fatto di portarle a livello europeo è difficile. Se noi prendiamo un carcere come Palermo Mucciardone, ma non ci arriveremo mai a fare un bagno in cella. Sembra una dice: ma come, vabbè, ma possono uscire e vanno fuori, ma questo no, significa movimentazione inutile, significa necessità di personale di polizia penitenziaria, cioè è tutto connesso a quello che poi realmente si vuole vedere. La vigilanza dinamica, così come l'hanno interpretata dopo la sentenza Torreggiani, è fallimentare. Cioè in Europa si parla di sicurezza dinamica, che è tutt'altra cosa della vigilanza dinamica. Se noi vogliamo realmente parlare di rieducazione e reinserimento, non si può parlare di lasciarli aperti dalla mattina alla sera solo per un'interpretazione di una sentenza. Cioè lasciarli deve essere meritocrazia, dobbiamo trovare l'esterno, società che comunque si investano e si crei quel sistema di lavoro e formazione che oggi non è presente, ma perché sono strutture, ripeto, strutture di origine borbonica. Possiamo parlare di Ragusa, Lucciardone, ma stesso San Vittore ha la sua data. Cioè sono strutture che probabilmente alcune possono essere riviste, altre vanno chiuse e vanno riaperte. Quindi oggi c'è un commissario per l'edilizia penitenziaria. Bene, ci aspettiamo dei progetti, ci aspettiamo delle novità, degli investimenti. Vanno adeguati i sistemi tecnologici che in molti sappiamo benissimo. Non entriamo nel merito per motivi di sicurezza e perché non sta a noi parlare di quelle che sono le deficienze dal punto di vista tecnico, però è importante. Questo è che deve far pensare, cioè quando si parla di carcere, sostanzialmente parliamo della sicurezza del cittadino, non solo della sicurezza interna. Quando
sento parlare che il ministro Salvini va a processo per aver difeso il territorio, da poliziotto penitenziario dico bene, anche noi finiamo al processo per aver difeso il territorio, perché comunque sia, quando subiamo un'aggressione evitiamo che uno di questi soggetti venga riemesso in libertà, evitiamo che un soggetto dichiarato non idoneo alla vita civile rimanga all'interno del sistema penitenziario, garantendo sicurezza ai liberi cittadini. Sono riflessioni importanti, sono riflessioni che devono far pensare oggi a chi ci governa che l'investimento deve essere primis assunzioni, che è la cosa importante, tecnologia, fornire alla polizia penitenziaria uno strumento che possa evitare il contatto fisico. Che sia chiaro, nessun poliziotto penitenziario ha mai avuto l'intenzione di mettere le mani addosso all'utente. Spesso ci troviamo coinvolti a fare uso di coercizione fisica solo ed esclusivamente perché è quello che prevede. Interrompo, spesso è il contrario. Purtroppo sì, purtroppo sì. Ma vedi, io ho sentito parlare spesso la questione taser, che probabilmente non è la soluzione. Adesso sentiamo parlare di flashbang, quindi comunque sia quest'arma che dovrebbe sparare, ma più semplicemente io ricordo che nel 97-98 l'amministrazione mandò un gruppo di colleghi a provare questi spray al peperoncino a getto balistico. Una cosa banale sostanzialmente. Oggi lo usano le donne nelle borsette, quello che vaporizza. Si potrebbe pensare anche a una questione del genere, è antiallergico, non è invasivo, ha un basso impatto, comunque eviterebbe al collega di subire un'aggressione. Cioè ci sono tanti strumenti che potrebbero essere messi in campo per la sicurezza, in primis della polizia penitenziaria, ma anche dell'utenza. Evitare oggi una colluttazione, un contatto fisico è importantissimo per il personale di polizia penitenziaria, anche perché a prescindere se l'intervento possa essere un intervento pulito o un intervento giudicato poi dall'autorità giudiziaria, come abbiamo visto in molti dei casi giudiziari che purtroppo hanno coinvolto i nostri colleghi, ancora ad oggi, dopo tanti anni, non stanno pagando e probabilmente sono sicuro che ne usciranno puliti, però un fotogramma non dà l'effetto chiaro di quello che potrebbe essere un comportamento, una situazione che si vive durante un intervento di natura coercitiva. Quindi bisogna veramente, io auspico che come organizzazione sindacale che si arrivi ad affrontare tematiche delle aggressioni, di quello che è il danno psicologico che subisce la polizia penitenziaria, i carichi di lavoro. È inutile che continuiamo a colmare questa mancanza di personale con lo straordinario. Non è la soluzione. Per noi come organizzazione sindacale lo straordinario non è la soluzione, perché sobbarcare il personale di polizia penitenziaria con orari massacranti, turni che vanno oltre le 9, le 12 ore, sicuramente non è la soluzione. Però dobbiamo stare attenti perché dall'altra parte poi si inventano di tutto e di più, no? Io parlo ovviamente sempre dei soliti politicanti. Detto ciò, ci tenevo a parlare di una cosa, non so se vi è capitato, a me sì, ieri ho ascoltato l'audizione del garante dei detenuti Turrini Vita, da poco nominato dal governo, no? E a un certo punto ascolto una frase e dico, ho sbagliato sicuramente ad ascoltare, sicuramente. Sono andato indietro, la dell'onorevole Serracchiani del PD, per chi non la conoscesse, dove intanto dice a Turrini Vita se magari gli è capitato di... Se ha mai punito disciplinarmente i poliziotti penitenziari. Non trovo il nesso, ragazzi, questo è un qualcosa di veramente assurdo. Un parlamentare che chiede a un neogarante, ex direttore della formazione, sappiamo bene, no? Chi è il consigliere Turrini Vita? Ex presidente del Consiglio di Disciplina.
grandissima, da parte mia ho grande stima nei confronti del consigliere Turrini Vita, però è assurdo che un parlamentare chieda a Turrini Vita se ha mai punito disciplinarmente i poliziotti, ma credetemi, la cosa più assurda che mi è capitata da sentire, invito ai radioascoltatori, a chi ci ascolta, a chi ci guarda in televisione, andate che la trovate, l'audizione in Commissione Giustizia del garante Turrini Vita, perché a un certo punto, sempre l'onorevole Serracchiani, mi vengono i brividi, e anche in questo caso ho voluto riascoltare, parla di squadre, praticamente crea la squadra dei poliziotti, la squadra dei detenuti, e Turrini Vita in questo caso farebbe parte della squadra dei poliziotti. Io vorrei ricordare all'onorevole Serracchiani che il carcere non è uno stadio. In carcere non ci sono cori da stadio, non ci sono tafferugli, non c'è una partita. C'è semplicemente delle persone che sono lì a scontare una pena e altre persone che fanno sacrifici e fanno il proprio dovere. Questo riguarda la polizia penitenziaria, riguarda tutti gli altri operatori che lavorano all'interno degli studi penitenziari. Quindi parlare di squadre, incitare per me, io l'ho vista come una sorta di incitare l'uno contro l'altro, non serve a nulla, perché ripeto, come dicevo Mirko prima, nessun nostro collega si sveglia la mattina e dice ok, oggi devo andare in carcere a lottare, a picchiare o a fare altro. Si alza perché sa di dover andare a fare il proprio dovere e spesso ha una piccola paura dentro, sperando che non accade nulla, no? Non accada nulla, visto il gran lavoro che fa la polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari. E quando ho ascoltato sta cosa, dove sentivo, ripeto, di parlare di squadre, la squadra della polizia penitenziaria e la squadra dei detenuti, e diceva che praticamente il garante dovrebbe fare, che come gli ha risposto poi giustamente Turrini Vita, dice, ma non ci sono squadre, in questo caso poi addirittura il garante potrebbe fare da arbitro, no, se parliamo di calcio. Però l'ho trovata veramente un'esternazione fuori luogo, apostrofare delle persone, in questo caso sinceramente a me ha fatto rabbrividire. Abbiamo una telefonata, abbiamo un ascoltatore, ovviamente gli ascoltatori hanno la precedenza. Pronto? Antonio, sono Mimmo e vorrei stare in tema, se è possibile. Tanto buon lavoro e buon pomeriggio a voi. Vorrei gentilmente dirvi, laddove nel 2019, esattamente 5 anni fa, non fosse stata data dai parlamentari l'autorizzazione a procedere per Salvini, oggi di cosa staremo a parlare? Il mandante di questo processo non è stato il Parlamento e non un giudice comunista di giornata. Voi che cosa me ne pensate su questo mio pensiero? So ai fatti, poi le chiacchiere stanno a zero. Il Parlamento è il mandante di questo processo o no? Grazie, vi ascolto. Grazie Mimmo. Okay. Grazie Mimmo, era fuori tema rispetto a quello che stavamo parlando, perché il passaggio sul ministro Salvini e la vicinanza l'abbiamo data all'inizio, però ti rispondo io, se no il mandante sono quelle persone che in quel momento storico condividevano col ministro Salvini il governo, ad un certo punto hanno preso le distanze, hanno dichiarato il tutto, il contrario di tutto. Quindi voglio dire, il ministro Salvini non ha fatto altro che fare il proprio dovere, ha fatto quello che gli è stato chiesto dagli italiani, l'ha portato a termine con orgoglio, con onore. Il problema è chi magari in quel momento dichiarava delle cose e oggi al processo chiamato a testimoniare ha dichiarato tutt'altro. Quindi però piena fiducia nella magistratura e sono più che convinto che il ministro Salvini ne uscirà alla grande, ne è già uscito per me alla grande, perché ha fatto quello che gli è stato chiesto dagli elettori. Quindi dobbiamo solo avere pazienza e aspettare, perché ripeto, difendere i propri confini in questo periodo storico addirittura, perché noi ne vediamo di cotte e di crude in strada e nelle carceri, perché voglio sempre ricordare che quello che accada nelle strade poi di conseguenza entra nelle carceri, perché quando vediamo certi personaggi che arrivano e hanno nulla da perdere, tra macede, aggressioni, violenze sessuali, poi questi signori qua li dobbiamo gestire noi
nelle patrie galere e credetemi non è facile. Quindi ribadisco la mia vicinanza, solidarietà e io sono sempre alla parte di Matteo Scusa Salvini. Antonio, scusami, Come scusa dicevo, Antonio se solo il intervengo, ma devo rimettermi in marcia, devo salutare, scusate ma sono in viaggio, devo riprenderlo. Quindi vi devo salutare, vi faccio i complimenti perché la trasmissione sta sviluppando bene, tantissime cose che avrei voluto dire io, dette Mirko. In effetti c'è un po' tutto da rivedere, assolutamente, e si riallaccia alla vecchia trasmissione che abbiamo fatto con il dottor Picozzi, con il dottor Francesco Picozzi, la data efficienza al sistema che purtroppo ora ne ha ben poca. Comunque, auguri, buona trasmissione, ma io mi devo rimettere in marcia perché purtroppo sono in viaggio. Ciao Grazie. Federico. Ciao a tutti, buona serata e buon ascolto sulla libertà. Ciao Fede. Io farei un quindi- passaggio, Antonio, sul discorso, mi riallaccio a quello che hai fatto prima sull'incarico dato al consigliere Turrini Vita. Io credo che mai persona più giusta poteva essere scelta per un incarico come quello del garante nazionale dei detenuti, che tra l'altro è un controllore indipendente da quella che è l'amministrazione. Probabilmente chi si è espresso come la parlamentare Serracchiani probabilmente ha una visione un po' limitata a quella che può essere la professionalità del consigliere Turrini, che fortunatamente dico, ho avuto il piacere di lavorare con lui in più occasioni, è stato anche presidente del Consiglio di Disciplina ed è una persona misurata, una persona di una cultura veramente una cultura ampia, vasta su tutte quelle che possono essere le materie, e magari ascoltando l'intervento che ha fatto il giorno 15, quello che è emerso è tutt'altra cosa, secondo me, perché comunque il consigliere Turrini ha parlato del sovraffollamento, della carenza di risorse, ha parlato che comunque sia, vi è una necessità di migliorare quelle che sono le condizioni di detenzione, e che, tra parentesi, è opportuno ricordare, se un carcere è brutto per il detenuto, è brutto anche per il poliziotto penitenziario che ci vive sostanzialmente buona parte della giornata. Cioè questo a molti parlamentari sfugge, ma quelle condizioni di fatto che subisce il detenuto sono le stesse condizioni di chi accede all'interno di quella struttura per lavorare. Molto spesso noi entriamo proprio nel merito delle condizioni del lavoro dei nostri colleghi, quando arriviamo in un posto e troviamo, perché non sempre troviamo l'ufficio, spesso troviamo lo sgabello all'interno dei corridoi detentivi e un appoggio di legno dove scrivere relazioni. Cioè, e siamo nel 2024, quindi che sia chiaro. Ma ripeto, il consigliere Turrini, nel suo ruolo di controllore indipendente, secondo me è la persona giustissima, anche perché proprio la sua esperienza all'interno dell'amministrazione penitenziaria, ma ancor di più nella magistratura, evidentemente sono bagagli professionali che lo stesso, conoscendolo, sta mettendo in campo oggi per essere un garantista in primis di quelli che sono sicuramente i diritti delle persone che sono recluse, dando logicamente un occhio particolare tra detenzione, diritti e sicurezza, cioè che viaggiano di pari passo. Se viene meno uno, c'è un deficit anche nell'altro, quindi va ragionato in tal senso. La rieducazione si può fare quando c'è il personale, quando ci sono quelle figure professionali che te lo consentono. Stessa cosa la sicurezza. È tutto, è un concatenarsi di idee, è un concatenarsi di azioni che possono viaggiare insieme, ma nessuna può viaggiare separatamente. Se viene meno una, comunque sia, è la catena, l'attività lavorativa che ne subisce una conseguenza. Spero che politici, indipendentemente di destra o di sinistra, perché non sta a me giudicare, perché come rappresentante sindacale siamo apartitici e apolitici, quindi io credo che sia una persona che può dare tanto. Anche il suo predecessore, purtroppo venuto meno, era una persona veramente che poteva dare tanto
alla figura del garante, credo che ci siano tutte le potenzialità per poter far bene. Poi, logicamente, sappiamo benissimo che non entriamo in merito alle esternazioni personalistiche dei vari rappresentanti politici. Sì, io convengo con te sul fatto che comunque non bisogna entrare nel merito in alcune situazioni, però credimi, io non so se l'hai vista, Mirko, l'audizione, Sì. ti invito a farla. Ok, perfetto. Sinceramente a me fa male sentire certe cose e mi fa incazzare, perché, ripeto, io ho sempre detto, Mirko, che bisogna parlare di carcere, deve parlare di carcere e di polizia penitenziaria chi conosce realmente il carcere. E conoscere realmente il carcere non significa arrivare, farsi un giretto di 10 minuti, uscire fuori e sparare cavolate, io parlo in generale. Conoscere il carcere significa lavorarci, avere a che fare con le persone ristrette, avere a che fare con la polizia penitenziaria e con tutti gli operatori che ci lavorano all'interno. Allora, solo tu in quel caso puoi permetterti, come te, me e altre persone che conosciamo, che il carcere lo vivono, lo hanno vissuto e possono dire la loro, ma non certamente di persone che ci arrivano, entrano in 10 minuti, fanno il giretto di cortesia, magari solo esclusivamente passando dal lato dei detenuti, manco sanno che ci lavora la polizia penitenziaria, e poi riuscire a dire io conosco il carcere è così e così, perché noi vogliamo sempre ricordare le esternazioni di un europarlamentare che diceva chiudiamo il carcere, oppure il carcere italiano è razzista. Evidentemente non conosce il carcere. Io, guarda, su questo, Antonio, io ripeto, non voglio entrare in merito, magari la tua doppia funzione a questo punto ti fa anche entrare in merito a questioni politiche. Io non ci voglio entrare in merito, posso solo dirti che, ascoltando l'audizione, in sintesi, quella che ho visto personalmente, che ho percepito come poliziotto penitenziario e come rappresentante sindacale, mi è sembrata una dizione sostanzialmente centrata sulla necessità di trovare un equilibrio tra sicurezza e diritti umani nei carceri italiani. Questo è l'impatto che ho avuto io. Poi ognuno interpreta quello che vuole, ci mancherebbe altro. Io credo che Tony Vidia sia la persona giusta nel momento giusto, in un momento dove si sta riformando quello che è il sistema penitenziario. Certo, però Mirko, passami il discorso, tu avrai il passaggio sulle squadre, l'avrei sicuramente sentito. No, ma non voglio entrare in merito, perché nei precedenti governi ho sentito parlare. Mi sono entrato in merito e ci entro tranquillo. Io non ho peli sulla lingua. A me piace sempre dire la verità, bella o brutta che sia, quindi voglio dire, a me dà fastidio quando comunque si deve cercare di trovare il marcio e il male su tutto quello che fa questo governo, e io parlo in questo momento, sto parlando da responsabile del Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria, va bene, parlo con questa qualifica, tutto quello che fa sto governo per le opposizioni, per la sinistra è sbagliato. Poi guarda caso che questo governo sta dando tanto agli operatori, no, che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, e perché no, anche sotto certi aspetti, perché non lo si vuol dire, ma anche alla popolazione detenuta. Perché la chiusura delle celle ha portato benefici anche alla popolazione detenuta. Hanno dato delle telefonate in più, c'è stata quella questione relativa alla liberazione anticipata, quindi tanto è stato fatto, però a me dà fastidio solo quando si deve parlare male a prescindere, oppure chi pur di parlare, forse in certi casi farebbe meglio a star zitto. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura. Mirko, io ti ringrazio come sempre. Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. E lo dico in pubblico, sarei quasi ospite fisso, sai, e presto magari un co-conduttore, perché sei una persona in gamba. Ti ringrazio della stima, e sai che è condivisa, compatibilmente con gli impegni che abbiamo sul territorio in questo periodo, assolutamente sì. E tu sai bene che noi corriamo, non ci fermiamo mai, però non lasciamo mai nulla dietro, cerchiamo sempre comunque di fare sempre tutto. Detto ciò, saluto amica Bull, appena esce. No, un passaggio in chiusura va fatto.
è il mese di ottobre, ragionate bene da chi farvi tutelare. E il mio consiglio è SINAP. Mi sembra scontato. Un abbraccio a tutti e buona serata. Grazie alla regia, viva sempre Radio Libertà, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP. Grazie alla regia, buona serata a tutti. Avete ascoltato